Il governo Draghi accoglierà la richiesta dei governatori di Sicilia e Sardegna. Le due più grandi isole del Mediterraneo diventeranno Covid-free. I presidenti delle due regioni, Christian Solinas e Nello Musumeci, chiedono al governo Draghi di avere il coraggio di andare oltre la proposta di vaccinazione delle sole isole minori del paese, puntando su Sardegna e Sicilia. Siamo pronti a coprire con risorse nostre il costo per l'acquisto delle dosi necessarie ad immunizzare l'intera popolazione e chiediamo l'autorizzazione al governo a poter prenotare i vaccini aggiuntivi come lo Sputnik in attesa dell'omologazione da parte di EMA o AIFA. Siamo pronti, dicono i due presidenti, a sperimentare per primi queste soluzioni anche per le incertezze assunte da EMA sui vaccini AstraZeneca, che sta determinando paure e rifiuti in misura altissima da parte della popolazione che rischia di pregiudicare il piano vaccinale. La nota a firma di Solinas e Musumeci conclude: ribadiamo la nostra totale disponibilità e chiediamo al presidente Draghi di poter acquistare dosi di Pfizer, Moderna, Johnson, Sputnik anche a nostre spese pur di raggiungere l'obiettivo di una piena immunizzazione delle nostre isole. La nostra condizione di insularità che limita i punti d'accesso a porti e aeroporti rende più necessario il controllo sanitario. Se riusciamo a vaccinare l'intera popolazione potremmo ospitare in piena sicurezza i turisti, aprendo veri e propri corridoi preferenziali verso paesi e regioni che hanno già completato l'immunizzazione anche utilizzando il modello dei voli e delle navi Cov-Test che garantisce un'enorme attrattività internazionale.